Mary, se lui è il mio amico Gaetano, è interessato a fare degli investimenti, se lo puoi aiutare. Aspetta, non investimenti, no, prima vorrei dei consigli. Ecco, ma questo è già un modo negativo per iniziare un discorso, Gaetano. Io ti dico non iniziare con la negatività quando no. si parla di affari. Non fare come Marino, Gaetano. Chi è Marino? Marino è il mio cliente che mi ha chiamato ieri e ha cominciato a lamentarsi di tutto. Mia moglie mi ha lasciato, era 20 anni che si vedeva con uno, non ne sapevo niente. I miei figli ieri sono andati via di casa, mi hanno detto papà disredami, non ci interessa niente di te, non ti riconosciamo come padre. Gli sono arrivati degli esami con dei valori sballati, deve fare degli ulteriori accertamenti, ma pare che le robe non vadano così bene e gli è morto il cagnolino che aveva 18 anni, era un grandissimo amico per Marino, era il suo migliore amico e se n'è andato così. Gli ho detto Marino, non capisco tutta questa negatività. Se reagisci così di fronte a queste robe qua, come reagirai un domani quando la vita ti porrà davanti i veri problemi della vita, Marino? Ma i veri problemi, gli è capitato di tutto. Ti interessano azioni cinesi a te, vero? Andiamo in Cina. No, fermi, non mi interessano azioni cinesi, voglio capire prima di tutto se è meglio investire o tenere i soldi sotto il materasso, no, come si dice. Perché abbiamo questi soldi sotto il materasso, No, Gaetano? è un Che modo tipo di operazione vogliamo fare, Gaetano? Da dove arriva tutto questo contante che hai? Non ho contanti. Questa enorme mole di contante, da dove arriva, Gaetano? Bisogna stare molto attenti adesso col giro dei contanti che è meglio avere tutto tracciato, tutto digitale. Ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha fatto fare i materassi in memory, anche se nascondi il denaro sotto, e si ricorda tutto. Attenzione, prestiamo attenzione, tuteliamoci, Gaetano. Tuteliamoci. Togliamoci.